mese e mezzo, anche se in realtà le ore erano solo 20, con i bambini italiani e bielorussi. Io in realtà avevo preparato un foglio di sala in cui soprattutto veniva spiegata la trama del lavoro, però innanzitutto non pensavo ci fosse tanta gente, e poi pensavo che voi sareste usciti e rientrati e non io avrei avuto tempo di darlo a mano a ciascuno. Non è avvenuto tutto questo, quindi ve lo leggo, faccio prima e invece mi dà il foglio. E molti lo sapranno, abbiamo deciso di lavorare su una fiaba russa in omaggio agli ospiti, che è L'uccello di fuoco. Poi è stata musicata, come molti di voi sanno, da Igor Stravinsky, musicista russo appunto, anche se poi il lavoro poi ha avuto uno svolto molto legato alla Francia. Lui ha debuttato il balletto, è stato fatto un balletto su questo lavoro di musica in Francia eccetera, però Stravinsky è russo e L'uccello di fuoco è una fiaba russa. Vi leggo la trama perché il lavoro che abbiamo fatto noi è un lavoro molto legato al simbolo, quindi se non conoscete la storia non è facilissima estrapolare il significato. Allora, la storia è molto breve ed è questa. Il principe Ivan, durante una partita di caccia, scopre nel bosco uno stupendo albero dai frutti d'oro, sul quale se ne sta appollaiato un uccello dalle piume sfolgoranti. Il principe riesce a catturarlo, ma poi, mosso a pietà, lo libera, ricevendone in cambio una delle penne d'oro con cui potrà chiamare a sé l'uccello di fuoco ogni volta che sarà in pericolo. Il principe prosegue poi all'interno della foresta fino ad arrivare nei pressi di un castello dove dimora il perfido Katshei, la figura del male, temuto da tutti perché è solito rapire le fanciulle che gli capitano a mano e pietrificare tutti gli uomini che accompagnano queste fanciulle. Anche il principe Ivan viene catturato dagli spiriti maligni che stanno di guardia al castello e in seguito viene portato di fronte al terribile castellano Katshei. Proprio mentre sta per essere pietrificato, ricordandosi della promessa dell'uccello di fuoco, riesce a chiamare l'uccello di fuoco, il quale con una danza travolgente conduce a sfinimento gli spiriti maligni, fino a farli cadere a terra. L'uccello di fuoco canta poi una ninna nanna che addormenta tutti i presenti, permettendo a Ivan di impossessarsi di un uovo che stava sempre al fianco di Katshei, che sa contenere l'anima del cattivo castellano. Rotto l'uovo, Ivan ruba quest'uovo mentre Katshei si è addormentato, ruba quest'uovo, lo rompe. Rotto l'uovo, l'anima di Katshei si disperde, il terribile uomo scompare. D'ora in poi, grazie al coraggio e alla generosità del principe Ivan, gli uomini torneranno ad essere liberi. Questa era la fiaba, musicata magistralmente, lo capirete, lo sentirete. Ecco, questa è la trama, mi interessava dirlo. Poi io vedrete che il finale non è questo, cioè non è la rottura dell'uomo, la liberazione di tutti. Io ho voluto aggiungere una cosa, che è un testo tratto da una poesia, cioè proprio è una poesia di Arseny Tarkovsky, padre del regista famoso Andrei Tarkovsky. Primo perché sono due figure che io amo moltissimo, secondo perché avendo la possibilità di avere persone che me l'avrebbero letta, pronunciata, imparata nella lingua vera, mi sembrava un'occasione da non dover perdere, e poi perché è una poesia d'amore molto bella, che parla appunto di libertà, di sogno. La sentirete. Il problema di questi bambini logicamente è che io non uso i microfoni, come vedete, perché mi piace pensare che i bambini le voci ce le abbiano, perché poi fuori li sentite, li ho sentiti urlare, poi qua presi da un po' dall'emozione magari non la useranno come dovrebbero, quindi magari fate silenzio, cioè così loro riescono, così riuscirete a sentire al massimo le loro voci. Mi sono nel foglio di sala che vi avrei voluto dare, dicevo così: poi la poesia di Arseny Tarkovsky, perché gli occhi di questi bambini conoscono l'incanto. È vero, io in questi bambini, sia italiani che russi, ho visto veramente l'incanto. E quindi ringrazio per avermi fatti stare, cioè per aver fatto